Benvenuti al nostro ormai consueto seminario settimanale destinato agli studenti e alle studentesse del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, seminario che ha lo scopo di offrire agli studenti un quadro delle opportunità professionali che si aprono dopo la laurea. Siamo ormai al nostro settimo e ultimo appuntamento e oggi il dottor Alessandro Benedetti ha l'onore di chiudere questo ciclo di seminari. Vi presento il dottor Benedetti che logicamente è un tecnologo alimentare ma lavora presso un'azienda che non è proprio un'azienda alimentare nel termine stretto, no? Anche se possiamo dire che è un'azienda che gravita nell'area degli alimenti. Per questo motivo penso che il suo sarà un punto di vista sicuramente diverso rispetto a quello degli altri colleghi che l'hanno preceduto e quindi sarà importante ascoltarlo e sentire questo suo punto di vista. E quindi do la parola ad Alessandro, ringraziandolo per aver accettato questo nostro invito. Prego. Buongiorno e grazie a voi per l'invito prima di tutto, anche in conclusione appunto di questo ciclo di seminari che trovo peraltro anche molto interessante perché sarebbe cioè nel senso avrebbe comunque dato un supporto anche a me stesso, insomma, e ricordo ancora con qualche po' di nostalgia, devo dire, anche se non sono passati molti anni, insomma, quando ero studente, insomma, e pensavo al mio futuro lavorativo, insomma, inteso come opportunità, insomma, future. Io proietto a questo punto la presentazione, se siete d'accordo. Come diceva la professoressa, io lavoro in un'azienda che, diciamo, è una grande azienda del territorio veneto, insomma, è comunque italiano, un'azienda tutta italiana, poi peraltro ancora, che è DeLonghi Appliances. È un'azienda che si occupa della produzione di piccoli elettrodomestici, anche se recentemente diciamo, ha seguito un percorso di acquisizione anche di altre aziende insomma, che operano nel mondo semiprofessionale e professionale. E niente, adesso vi racconto un attimo dove sono partito io, insomma, qual è stato il mio percorso insomma, di studi e diciamo, di esperienze lavorative. Io mi sono laureato nel 2011, febbraio 2011, laurea magistrale e ho avuto come tesi, ho portato diciamo, uno studio sull'influenza del trattamento termico sottovuoto nei mitili, nel Mitilus calloprovincialis, valutando alcuni parametri legati al trattamento termico di questi mitili, tra cui appunto parametri legati alla capacità antiossidante residua e altri parametri minori, diciamo di natura meccanica, insomma, quindi parametri legati al risultato, quindi non so, alla texture del prodotto e alla conservabilità. Sensidoni, insomma, abbiamo portato avanti questo lavoro, insomma, che poi era finanziato anche dalla regione Friuli, insomma. Ed è stata una bellissima esperienza, insomma, che da un lato mi ha portato a lavorare su qualcosa che già a me piaceva, perché diciamo, mi è sempre piaciuto insomma, avere a che fare con gli alimenti anche dal punto di vista manuale, insomma, quindi ho sempre avuto la passione della cucina, insomma, e mi è sempre piaciuto spendermi all'interno dell'ambito della cucina. Quindi, come dicevo, io al termine diciamo, dopo aver conseguito la laurea magistrale in tecnologie alimentari, ho iniziato in realtà per caso, insomma, parlando con degli amici, insomma, che conoscevano alcune aziende nel mondo alimentare, a spendermi all'interno del mondo alimentare con le conoscenze, insomma, che avevo acquisito, insomma, grazie, insomma, agli studi legati al mondo, insomma, dell'alimentazione e delle tecnologie alimentari. E diciamo, la prima azienda dove ho voluto fare una piccola esperienza è stata appunto un'azienda che tratta salumi e genere carni tipo fresco, che è la Franzin Carni del gruppo Vega, che attualmente è a Casale sul Sile. Quindi parliamo di un'azienda che opera nel mondo GDO Eureka, con
con fatturati, insomma, una media azienda, insomma, sui 20 milioni di euro, che tratta principalmente carni. E lì, diciamo, mi sono speso nell'ideazione, diciamo, di nuovi prodotti a base di carne fresca, in quanto il business, insomma, legato allo sviluppo di prodotti elaborati come, non so, hamburger, prodotti, diciamo, farciti, era un business comunque, diciamo, c'è una richiesta del mercato molto elevata, e per cui, diciamo, le mie attività in questa azienda erano più che altro legate appunto diciamo, a creare queste ricette, questi proof of concept, insomma, diciamo, di ricette, contattando quindi i fornitori, insomma, legati al mondo dell'ingredientistica, e poi, diciamo, con l'obiettivo di portarle in produzione poi nelle proprie linee di confezionamento. Ovviamente accanto a ciò c'è uno studio di shelf life che è stato condotto per ciascun prodotto, e delle analisi sensoriali del prodotto che andassero a confermare, insomma, anche il buon esito, insomma, del lavoro di studio. Accanto a ciò, poi, diciamo, una cosa che era non propriamente legata al mondo dei tecnologie alimentari, ma legata al mondo, diciamo, gestionale, mi sono occupato anche della redazione delle distinte basi di questi prodotti, insomma. O comunque ho avuto un supporto da chi, diciamo, all'interno dell'azienda si occupava della parte gestionale, e che mi ha fatto capire, insomma, anche come funziona un'azienda dietro al mondo, diciamo, puramente del prodotto. Quindi il mondo, diciamo, gestionale delle distinte basi, il mondo del controllo della gestione, la questione legata proprio al costo del prodotto per l'azienda e al tipo di, in qualche modo, anche gestione che deve avere un prodotto di questo tipo, perché essendo un prodotto altamente deperibile doveva avere una gestione molto veloce, quindi una produzione e quasi una vendita immediata. Poi avvertitemi se non vedete le slide girare. Per ora va tutto bene, grazie Alessandro. Bene, questo è il gruppo Vega sostanzialmente, che è appunto un gruppo che è proprietario dei marchi Maxi, Tulipano ed altri, insomma, quindi un gruppo, diciamo, ben affermato sicuramente nel nord-est, e comunque abbastanza distribuito anche in Italia. E queste sono alcune foto giusto per condividere, insomma, quelli che possono essere gli ambienti, ma anche il tipo di prodotti che poi all'epoca su cui ho lavorato, che in realtà poi ho fatto io questi, insomma. Che sono appunto, queste sono delle piadine con una farcitura di prodotti carni, dove diciamo sussistono tutta una serie di problematiche, insomma, che poi all'università, appunto, nei vostri corsi impariamo, studiamo e impariamo anche a governare, perché questa è la realtà, che sussistono, perché sono prodotti chiaramente con attività dell'acqua molto diverse, prodotti, diciamo, dove è necessario lavorare la materia prima in un certo modo e quant'altro. Queste sono alcune foto, insomma, sotto abbiamo il reparto di sezionamento di disosso e poi la parte relativa al confezionamento. E anche qui, diciamo siamo nel puro mondo, diciamo, delle tecnologie alimentari e delle formulazioni, dove comunque ho avuto modo anche di confrontarmi con fornitori sia di ingredienti e di materie prime, che devo dire molto preparati, e che, nonostante loro fossero magari non strettamente del mondo alimentare, diciamo che ho capito che le competenze che avevamo avuto noi, diciamo, che avevamo, a cui siamo stati portati anche le problematiche a cui siamo stati portati a risolvere, le nostre competenze erano più che in linea con quelli che potevano essere le richieste anche nella parte di sviluppo prodotto. Quindi devo dire, da un certo punto di vista, mi sono sentito anche all'altezza, no, di una situazione e di un'attività di questo tipo. Dopo questa attività, diciamo, questo percorso, che era stato un percorso comunque che ha avuto una durata di circa un anno, insomma, al termine del quale, insomma, è scaduto questo contratto a progetto con cui avevo con l'azienda, diciamo, ho passato un piccolo periodo, diciamo, a sviluppare altre ricette in realtà,
però nell'ambito creme spalmabili, insomma, per un'azienda che è Nova Funghi, che ha sede a San Giorgio delle Pertiche. È un'azienda, diciamo, di medie dimensioni e che al tempo approcciava al mondo delle creme spalmabili a base di funghi. Con tutta una serie di, diciamo, anche un'azienda abbastanza evoluta dal punto di vista tecnologico, che poi negli anni ha fatto una serie diciamo, di investimenti anche importanti in linee, impianti e anche tecnologie, tant'è che al tempo approcciavano proprio alla produzione di queste creme spalmabili, facendo lavorazioni in vuoto spinto, quindi riducendo la pressione all'interno del vano dove si andava a fare appunto la triturazione o comunque la lavorazione del materiale, e questo chiaramente permetteva di avere tutta una serie di vantaggi dal punto di vista estetico, quindi si preservavano sicuramente i colori dal punto di vista aromatico e di qualità poi anche in fase di conservazione. Questa azienda poi mi sono occupato sempre di valutazione del shelf life per questo tipo di prodotto e analisi sensoriali, insomma, che comunque in questo tipo di, nelle fasi di sviluppo prodotto, diciamo, chiudono un po' quello che è il cerchio legato allo sviluppo, ecco. Giusto per vedere qualche prodotto, questi sono i prodotti, alcuni dei prodotti, insomma, che produce l'azienda e su cui in parte ho lavorato anch'io, insomma, quindi con confezioni anche molto diversi, piuttosto quindi con vasi in latta, piuttosto che prodotti in vetro, insomma. E poi anche buste, perché no, buste in sottovuoto, dove all'interno del quale il prodotto veniva cotto, pastorizzato in realtà, e in alcuni casi sterilizzato nel momento in cui avevamo pH vicini alla neutralità. In quanto alcuni clienti, insomma, amavano il prodotto, diciamo, abbastanza neutrale dal punto di vista dell'acidità, perché andavano a fare lavorazioni su pizze, su prodotti, diciamo, di tipo di condimento, insomma. Quindi lì, diciamo, questa azienda, avevo cominciato un po' a vedere il mondo legato alla tecnologia, il mondo legato alla produzione, alla meccanica, insomma, e diciamo mi è piaciuto e mi interessava, insomma, però diciamo, ero ancora molto legato al mondo diciamo, del mondo alimentare, ecco. A seguire poi, diciamo, dopo poco, ho deciso diciamo, durante uno scouting proprio in internet di proposte di lavoro, ho visto una proposta da parte di un'azienda che fa piccoli elettrodomestici, piccoli, anzi piccoli, adesso fa i piccoli, all'epoca faceva solo il famoso bianco, quindi lavorava nel mondo del bianco, quindi di grandi elettrodomestici da cucina, quindi i famosi forni, lavatrici, lavastoviglie e quant'altro, e all'interno del quale ho aderito a un periodo di stage a Fabriano, quindi all'epoca era ancora Indesit, attualmente lo stabilimento e il marchio è acquisito da Whirlpool, che gestisce poi anche gli stabilimenti. E ho lavorato all'interno di un team, sempre un team di ricerca e sviluppo, all'interno del laboratorio Cooking, lo chiamavano, ed era un laboratorio sostanzialmente di validazione prodotto e di sviluppo nuovo prodotto. E io principalmente mi occupavo di due tipi di prodotto, quindi il mondo, diciamo, legato ai forni e ai piani cottura. E con diciamo, il team di laboratorio andavo a fare dei benchmark test, diciamo, per fare analisi dei competitor. Quindi verificavamo, diciamo, strumentavamo i forni per verificare il comportamento, il pilotaggio della temperatura all'interno delle cavità dei forni, verificavamo tutta una serie di aspetti tecnici legati alla manualità, quindi anche alla user interface del prodotto, quindi tutt'altro campo differente dal mondo del cibo, dove il cibo in realtà, gli alimenti in generale, vengono usati come soggetto test. E mi spiego meglio. In questo caso gli alimenti, faccio un esempio, se dovessimo valutare la qualità di cottura, l'uniformità di cottura di un forno, per esempio ci sono dei test di cottura proprio con torte
per esempio, che permettono di valutare, oltretutto normate da delle ISO, da una serie di norme anche condivise anche a livello europeo, di valutare se il forno, diciamo, è in grado di distribuire in modo omogeneo la temperatura. Quindi tutte analisi tipo funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto e a fare quello che è un'analisi dei competitor esistenti. Durante questo breve periodo, insomma, ho messo abbastanza le mani in pasta nel mondo della tecnologia, insomma, nel mondo dei materiali, nel mondo diciamo, e anche dell'effetto che avevano certi controlli, certi pilotaggi in termini di modulazione di potenze e quant'altro sul risultato finale del prodotto. E da lì, diciamo, mi è un po' scattata, diciamo, mi sono un po' innamorato del mondo della tecnologia, inteso come prodotto, no? Come prodotto che non fossero impianti astronomici, ma sono macchine che tutti noi abbiamo a casa, quindi frigoriferi piuttosto che un forno, un banale forno che tanto banale non è, perché poi dietro ci sono degli studi comunque importanti per far sì che quel forno cucini bene il prodotto e che sia sicuro. Quindi in questo caso il prodotto veniva visto un po' come l'output di un processo, no? Cioè di un processo diciamo, di studio e di verifica di un comportamento di una macchina. Tanto per farvi vedere, insomma, questi sono i prodotti che l'azienda produceva. Indesit, oltretutto, è proprietario di una serie di altri marchi, appunto Hotpoint Ariston, Hotpoint, Schultes, tutti brand, diciamo, che poi si possono ritrovare sul mercato e che ricoprono diverse gamme con diverse fasce prezzo, insomma, sui prodotti. Un altro campo dove al tempo avevo indagato abbastanza, insomma, su cui abbiamo studiato, insomma, con i colleghi in laboratorio, sono i piani induzione, dove ho capito come funziona un piano induzione, insomma, dal punto di vista tecnologico, come avvengono i pilotaggi e i controlli delle temperature e delle energie. E lì poi, diciamo, è proprio in Indesit che poi sono entrato mi sono fatto una prima formazione su quelle che sono le norme, insomma, che stanno dietro a questi prodotti, ai piccoli e medi grandi elettrodomestici, insomma. Cosa di cui io non ne ero a conoscenza perché diciamo, sono temi molto tecnici, diciamo, legati al mondo della produzione di questi elettrodomestici, ma che sono fondamentali perché l'elettrodomestico sia sicuro all'utilizzo a casa delle persone, quindi sono fondamentali, insomma. Altro tema sono i materiali, no? Cioè noi comunque a Tecnologie Alimentari, ricordo molto bene, abbiamo studiato tutta una serie tutto un capitolo, diciamo, di studi legato ai materiali, agli acciai, alle plastiche, alle ceramiche, che poi ritroviamo in questi prodotti. Quindi lo studio di questi materiali al tempo mi ha permesso anche di comprendere bene quale sia l'importanza di avere intanto di poter parlare con i tecnici, con gli ingegneri, i colleghi progettisti, piuttosto che i colleghi che si occupano di food compliance all'interno dell'azienda, quindi di parlare banalmente la stessa lingua, no? Cioè di poter anche diciamo, sostenere una conversazione a pari livello e di proporre eventualmente anche delle scelte, dei suggerimenti su dei cambi materiali o altro. Cose che ovviamente poi si intersecano a loro volta con tutta un'altra serie di punti legati a come questo materiale viene lavorato, quindi allo stampaggio piuttosto che alle lavorazioni superficiali e quant'altro. Dopo pochi mesi, insomma, ho avuto la proposta di entrare in un'altra azienda, insomma, in DeLonghi, appunto, come, diciamo, food engineer all'interno di un team proprio kitchen, cioè chiamato kitchen. Un team che si occupa, è un'azienda DeLonghi molto grande, principalmente è suddivisa in team di R&D che fanno capo a prodotti molto diversi, e Team Kitchen è
è il team che si occupa della progettazione, dello sviluppo e dello studio di tutti quelli che sono la parte degli apparecchi da cottura. E all'interno di questo team cercavano praticamente una persona in grado di in qualche modo aiutare e supportare lo sviluppo di una nuova macchina a cui l'azienda lavorava da un po' di tempo per la produzione di patatine, quindi sostanzialmente una friggitrice che non utilizzasse l'olio, ma che utilizzasse solo l'aria. E secondo me anche in questo caso noi tecnologi sappiamo diciamo, decifrare i contenuti che deve avere una patatina, banalmente, per essere croccante, no? E quindi il supporto che è stato dato in questo caso, oltre a tutta una serie di attività insomma, che mi erano richieste, che erano quelle di seguire le attività di coordinamento con le università con cui avevamo già degli accordi e dei contratti su studi di prodotto specifico, quindi come questa macchina, di supportare lo sviluppo di questi nuovi prodotti con quelli che possono essere anche degli studi di base, no? Un'azienda come DeLonghi, leader poi attualmente nel settore del caffè, ma che è nata con prodotti iconici all'epoca, quindi con lo sfornatutto DeLonghi, non so se qualcuno se lo ricorda, ma era un fornetto, no? Diciamo da banco, insomma freestanding, cosiddetti, per la cottura di tutti i tipi di cibi. Questo chiaramente significa avere dei prodotti in grado di fare tutta una serie di cose. Ritornando alla questione delle patatine, e ora vi faccio vedere una foto, per esempio questa è stata la prima macchina che è stata prodotta, il cui nome commerciale è Multifry. Questa era una macchina che aveva come obiettivo quello di produrre non solo patatine, quindi non fungere da friggitrice solamente ad aria calda, ma doveva cuocere tutto, quindi doveva diventare un multi-cooker. Quindi doveva cuocere bene una pizza, come doveva cuocere bene la carne, come doveva cuocere bene una torta. E quindi cosa doveva avere? Doveva avere, chiaramente, deve essere in grado di, date opportune regolazioni, di asciugare molto bene le patatine per renderle croccanti. Quindi dietro un tecnologo, per esempio, può fare tutti i bilanci di energia e tutti i bilanci di massa legati a quanta energia può servire anche, no? Quindi andare a portare delle informazioni e condividerli col team tecnico di sviluppo, che possono essere colleghi ingegneri piuttosto che colleghi del laboratorio, per fare dei ragionamenti poi su quello che è la costruzione della macchina. Fare delle valutazioni, per esempio, questa è una friggitrice, ma se faccio altri esempi vi potrei parlare anche di griglie, per esempio. Una griglia è una macchina che per esempio è formata da due resistenze in genere, quindi una superiore e una inferiore, che se penso a pochi anni fa veniva diciamo per motivi commerciali prodotta con delle potenze molto elevate, quindi una macchina con 2500 watt. Ora possiamo tranquillamente dire che, e questo diciamo può essere anche visto grazie a competenze che noi abbiamo come tecnologi, che possono essere sufficienti potenze molto più basse, insomma, se poi vengono studiati bene dei fenomeni di utilizzo di materiali specifici o accoppiamenti specifici. Quindi questo è un esempio di quelle che possono essere le applicazioni, però per esempio io ho seguito anche attività di questo tipo dove appunto il mondo delle tecnologie alimentari si avvicina a quello che è la simulazione, no? Quindi se andiamo a progettare una nuova cavità di un forno, piuttosto che studiare come gira l'aria all'interno di un forno per determinare una cottura omogenea, si possono fare tutta una serie di, diciamo, simulazioni legate a come si muove l'aria all'interno della cavità. Questa è una cosa importante per capire se l'aria ha diciamo, ha un certo tipo di ricambio interno e soprattutto se la distribuzione è corretta. Quindi tecnologie alimentari, chi lavora, diciamo, secondo me il tecnologo alimentare ha una formazione che è una formazione abbastanza distribuita, cioè ha una formazione
molto aperta a temi anche trasversali che permettono anche di entrare, di conoscere e di commentare aspetti di diverso tipo, che vanno dal mondo della progettazione, quindi del come deve essere eventualmente o come dovrebbe essere un certo tipo di layout, a aspetti anche di tipo sensoriale, ovviamente, di valutazione sensoriale dei prodotti. A gennaio 2019, oltre alla parte legata, diciamo, a quelli che erano i temi legati alla cucina e in parte anche a temi legati al mondo del gelato, insomma, con il team Comfort, a gennaio 2019 ho iniziato a lavorare nel mondo del caffè, insomma, e all'interno dell'azienda ho avuto l'opportunità di andare a lavorare con un nuovo team che è stato costituito, che, diciamo, presviluppa soluzioni tecnologiche per le macchine a caffè. In principal modo per macchine a caffè super automatiche, ma non diciamo, escludendo altre tipologie di macchine, tipo macchine a coppetta, le cosiddette, quindi macchine dove la polvere viene inserita nella coppetta e poi manualmente viene inserita in macchina, o di altro tipo. Quindi sostanzialmente io e altri due persone, insomma, diciamo in tre nel team, sviluppiamo queste soluzioni come, allora, innanzitutto facendo scouting di tecnologie in genere sul web o tramite fornitori. Che, ricordo a tutti che i fornitori sono sicuramente delle persone diciamo ad alta specializzazione nel loro settore, che secondo me devono essere tenuti sempre in considerazione. Facendo un'attività diciamo, che io non conoscevo e che ho imparato nel tempo, facendo anche analisi dei patent, quindi analisi brevettuale. Analisi brevettuale, soprattutto nel campo diciamo, di chi produce macchine, ma non solo, ma anche impianti in genere, è molto importante perché fa capire, diciamo, qual è lo stato della tecnica attuale e ti fa capire anche se una soluzione può essere effettivamente brevettabile o meno. Chiaramente un brevetto crea un vantaggio competitivo per l'azienda e diciamo in qualche modo tiene a bada, diciamo, quelli che possono essere i competitor, passatemi il termine, insomma. Tra le altre attività, il team dove lavoro si occupa anche di relazioni con associazioni di consumatori, quindi principalmente con team, diciamo, con riviste, diciamo, di consumatori estere, quindi Which, Stiva e Altro Consumo, quindi associazioni che si occupano di diciamo, fornire delle recensioni riferibili al prodotto, e in base ai punti che vengono sollevati da queste riviste, tra i nostri compiti c'è anche quello di individuare anche soluzioni, insomma, per portare, diciamo, per eventualmente migliorare il prodotto esistente, ma anche sviluppare nuovi prodotti o nuove opportunità per prodotti esistenti, insomma. Ovviamente non mancano quello che sono i coordinamenti, seguire tutte le attività di ricerca con l'università o enti di ricerca, insomma, fornitori vari per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, quindi per lo sviluppo di quelli che possono essere dei abbozzi, chiamiamoli, di idee e di, diciamo, segmenti che devono essere, che l'azienda ritiene eventualmente opportuno andare a salvaguardare brevettandoli, insomma. Giusto per condividere, insomma, quello che è l'azienda e cosa fa, insomma, in che campo è, io ho riportato alcune slide che sono legate appunto alle macchine, no, che l'azienda e al tipo di macchine che l'azienda produce, segue e vende poi. Queste per esempio sono dei kitchen machine, per dire questo tipo di prodotto. Anche le tecnologie alimentari, a mio avviso, possono dare un supporto molto valido. Faccio un esempio. Lo sviluppo di quello che vedete, il gancio impastatore o di questa cosiddetta foglia, no? A forma di K, no? Questa ha una forma ben precisa e può essere studiata e migliorata per velocizzare la formazione degli impasti. Quindi in questo caso noi non parliamo
diciamo, se fosse un tecnologo alimentare puro lavorando sul prodotto, io direi lavoriamo sulla farina per fare in modo che questa possa realizzare un impasto, diciamo, nel minor tempo possibile. In questo caso il lavoro del tecnologo alimentare in un'azienda come DeLonghi è quello di apportare migliorie, studiare il prodotto, studiare il fenomeno e andare a implementare soluzioni o migliorie su un prodotto esistente o svilupparne di nuovi, perché ovviamente diciamo anche il mercato può richiedere prodotti nuovi. 2004, questa è, diciamo, una data storica per l'azienda, in quanto inizia la collaborazione, insomma, con appunto Nespresso, quindi Nestlé, con appunto la produzione di macchine a caffè e cappuccinatori di cui vedete la foto, insomma, quindi macchine in grado di produrre il caffè tramite l'utilizzo della capsula e di appunto produrre anche bevande di tipo automatico tramite appunto un erogatore cappuccino, un erogatore latte con sfumatura del latte integrato, insomma, per poi passare nel 2007 a essere riconosciuta a livello mercato, insomma, leader nella produzione di macchine super automatiche per l'utilizzo household, insomma. Quello che vedete qui è una macchina, credo anche tra le più costose, per la produzione appunto di non solo caffè, ma bevande di vario tipo, quindi multi-beverage, insomma, che possono andare dal caffè filtro americano al cappuccino, al latte macchiato, tramite, diciamo, tutta una serie di settaggi e di tecnologie, insomma, che sono stati introdotti in macchina. Nel 2012 acquista licenza per il marchio Braun, che è leader nel mondo della diciamo, preparazione diciamo, di elettrodomestici, quindi tipo mini Pimmer. Altra data storica nel 2017, insomma, e recentemente acquista per intero quello che è, diciamo, la proprietà di Eversys, che è un'azienda svizzera, diciamo, il cui obiettivo, il cui diciamo, prodotto sono le macchine a caffè per uso ad utilizzo semiprofessionale e professionale, e l'ultima acquisita nel 2020 appunto è il marchio NutriBullet, di cui diciamo, si produce, insomma, questi blender per il mondo healthy. È un'azienda sicuramente molto ampia, l'azienda DeLonghi, un'azienda che ha 30-40 diciamo, filiali commerciali nel mondo, quindi è un'azienda che anche offre una serie di possibilità, insomma, anche lato diciamo, persona e anche come professionista, nel senso che ci sono molte volte c'è la possibilità diciamo, di accedere a dei job post interni e di poter eventualmente collaborare per periodi di tempo più o meno prolungati anche, diciamo, presso filiali in altri paesi del mondo, insomma. Quindi queste sono sicuramente delle opportunità importanti. Ecco, qui la localizzazione di quelli che sono i brand, insomma, principali, appunto Braun, Kenwood, DeLonghi in Italia e con Ariete, e poi NutriBullet, con tutta una serie di facilities legati al mondo manufacturing, sia in Italia, in Europa in genere, con 2 plant e 3 plant diciamo, in Cina. Alcuni numeri giusto per così condividere quello che è, come è fatta l'azienda, insomma, circa 10.000 dipendenti, 10.000 lavoratori, di cui il 52% sono appunto donne. È un'azienda quindi anche relativamente giovane, mi sento di dire, anche alla luce insomma, di recenti, insomma, sviluppi e assunzioni all'interno dell'azienda, quindi è un mondo molto, diciamo, molto valido dal punto di vista anche del confronto e della crescita. Come dicevo prima, è un'azienda che è stata riconosciuta come leader nel mondo del caffè espresso prodotto a casa, con macchine di diverso tipo. Io ne ho riportate due foto, ma
vengono realizzati sicuramente molti prodotti di diverso tipo, che hanno poi anche diverse caratteristiche dal punto di vista funzionale, insomma. Sicuramente è un'azienda dove anche un tecnologo alimentare può trovare diciamo, uno spazio interessante sia per la crescita professionale e che può far crescere molto le persone. Anche perché, diciamo, essendo comunque una grande azienda, dà la possibilità, diciamo, per chi vuole crescere anche di poter accedere appunto a job posting piuttosto che altre opportunità di crescita, insomma, per eventualmente anche aprirsi ad altri mondi. Sicuramente il tema del cibo in questo caso vede come attore principale il caffè, perché essendo leader, diciamo, siamo diventati un po' specialisti nel mondo caffè, sia dal punto di vista sensoriale, dove peraltro, insomma, c'è una forte concorrenza anche con altri competitor e dove peraltro diciamo c'è anche una certa attenzione, insomma, richiesta sia dal mercato che dai consumatori, insomma. Io non so, professoressa, se sono nei tempi, se ci sono domande, se... Benissimo Alessandro, allora se vuoi togliere la condivisione, intanto io approfitto per chiedere agli studenti se vogliono intervenire, fare qualche domanda. Io ne ho già qualcuna pronta, mi ha sollecitato molte curiosità, però mi piacerebbe che fossero prima gli studenti magari a intervenire, anche in chat se volete. Beh, intanto che aspettiamo, insomma, ho due cose che mi sono venute in mente. La prima è questa: dal discorso che ho fatto ho capito che in realtà è stata fondamentale, no? La multidisciplinarietà che il tecnologo ha e la sua capacità di interfacciarsi, immagino, con diverse figure, in questo caso immagino con gli ingegneri meccanici, no? Suppongo che sia stata la figura con cui ti sei forse interfacciato di più. La cosa che non sono riuscita a capire è se poi tu arrivi al prodotto finito, nel senso lavori solo nell'ambito della progettazione, della valutazione dell'impatto che le eventuali tecnologie possono avere sul prodotto, o arrivi anche ad analizzare il prodotto, a confrontare prodotti ottenuti con tecnologie differenti. Quindi in altri termini, metti anche le mani sul prodotto o lavori solo appunto in fase di progettazione? Questa era la mia curiosità. Sì, 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 la risposta è sì. Noi mettiamo, diciamo, l'idea nasce, insomma, molte volte o da noi, diciamo, nel nostro team, o nasce da comunque una richiesta del marketing, oppure nasce molte volte anche da mettere assieme magari diverse idee, però sempre sulla base di un, diciamo, marketing pool, no? Cioè comunque c'è un marketing che spinge per avere, perché ha visto che c'è un'esigenza in quel tipo di mercato e quindi è necessario produrre un prodotto di un certo tipo. No, noi mettiamo sicuramente il prodotto, tant'è che all'inizio, diciamo, quello che costruiamo sono tutti prototipi, no? Prototipi, molto mi passi il termine di Frankenstein, cioè all'inizio diciamo, perché il nostro obiettivo è prevalidare l'idea e il risultato. Se poi l'idea trova interesse all'interno della direzione tecnica, all'interno della direzione marketing, si passa direttamente a uno step di integrando nella nostra funzione quello che è il mondo del design, quindi i designer di prodotto, integrando uno o due progettisti, quindi che progettano il prodotto direttamente con i materiali che dovrebbero in realtà, che possono resistere alle temperature, che possono essere adatti, quindi che hanno la compliance per quel tipo di funzione, e per poi andare a fare, diciamo, successivi test che possono essere legati proprio a un confronto con dei test, diciamo, sul campo, quindi delle analisi sensoriali, piuttosto che fare dei field test a casa delle persone e quant'altro. Quindi c'è una gradualità che passa da un concept, diciamo, che a volte è fatto solo su carta, e magari anche leggendo quelle che sono considerazioni su percorsi, su tecnologie anche, sono nati, o leggendo dei vecchi brevetti,
Cioè, devo essere sincero, io non conoscevo il mondo dei brevetti, ma il mondo dei brevetti è molto interessante, perché all'interno di questi documenti sono raccolti comunque tutta una serie di percorsi, diciamo, da parte di chi ha proposto e ha validato le idee, ma soprattutto sono raccolti dei percorsi che scaduti i 20 anni, diciamo, sono producibili da chiunque, perché i diritti, diciamo, legati al brevetto durano 20 anni in genere, no? Trascorsi i 20 anni chiunque può produrli, insomma. E devo dire che nel mondo mi sono reso conto ci sono un sacco di persone intelligenti e che hanno creato un po' di tutto, insomma, no? Quindi, diciamo, quello che in realtà poi fa il tecnologo all'interno di un mondo come DeLonghi, ma possiamo prendere anche altre aziende, insomma, nel campo, posso nominare Electrolux, piuttosto che altre aziende, è quello di conoscere bene il prodotto alimentare, no? Quindi se parliamo di caffè, noi conosciamo bene sia come va analizzato, magari non nella perfezione, però sappiamo a chi chiedere, no? A chi fare certe domande, che cosa deve fare la macchina eventualmente per dare certe caratteristiche, cioè è necessario alzare il set point della caldaia per avere un'acqua più calda, è necessario diminuire il flusso, la velocità con cui l'acqua, quindi la portata dell'acqua alla pompa. Quindi in qualche modo noi dal risultato finale, conoscendo bene il prodotto, riusciamo a trasferire diciamo alcune informazioni a chi fa la progettazione elettronica, a chi deve impostare i firmware per la macchina e quant'altro. Quindi è una specie di reverse engineering, diciamo, dal prodotto finale, quindi dal risultato alla macchina. Questo è un po' il concetto. Bene, anche se mi sembra di aver capito che non c'è proprio un laboratorio di analisi negli alimenti, cioè nel senso che mi aspetterai che forse la parte finale si arrivi lì, no? Citavi il forno, ma questa diversa movimentazione dell'aria, poi le caratteristiche finali del prodotto valutate da un tecnologo, oppure anche la friggitrice ad aria, mi immagino, i processi ossidativi, cioè mi vengono in mente una quantità di analisi pazzesche che potremmo, no, noi tecnologi fare su questi alimenti, però non si arriva fino a quell'aspetto lì invece. Sì, no, non si arriva, anche perché in genere significa fare comunque investimenti importanti e Certo. molte volte le aziende, diciamo le grandi aziende, preferiscono avere comunque la convalida da istituti universitari piuttosto che enti di ricerca esterni. Quindi vi affidate a qualcun altro che fa queste analisi e poi tu da tecnologo immagino che hai la capacità per valutare l'analisi, no? I risultati. Sì, diciamo, esatto, si fa sicuramente una prevalutazione interna, dopodiché si va a fare una conferma presso laboratori esterni o altri in modo tale da avere anche gli strumenti importanti, diciamo, necessari per eventualmente supportare dei claim, no, di marketing, no? Dove peraltro bisogna stare molto attenti anche si confronta con cosa e quant'altro, nel senso che dal punto di vista poi commerciale, pubblicitario, bisogna stare un po', la normativa è un po' particolare, insomma. Per cui anche conoscere, diciamo, quelle che possono essere le modalità di appunto analisi degli alimenti, ma non solo, conoscere anche quali sono anche diciamo, gli estremi, no, a cui si può arrivare. Cioè ci sono ovviamente dei limiti, no, legati dalla tecnologia e dei limiti legati anche al prodotto molte volte. Certo. Per dire, si usa molto, cioè in laboratorio, noi abbiamo un piccolo laboratorio, comunque abbiamo un pH-metro, abbiamo magari il rifrattometro, Le cose le riuscite a fare da soli, insomma. abbiamo sviluppato comunque abbiamo dei piccoli tool nostri, insomma, proprietari, sviluppati interni all'azienda con competenze interne, non so, ho bisogno di fare un certo tipo di analisi sul prodotto, magari chiedo e sviluppiamo un piccolo progettino interno. Quindi il bello anche di avere, diciamo, competenze abbastanza, come tecnologi, no? Competenze, diciamo, abbastanza distribuite, magari non proprio nel dettaglio, perché noi ovviamente non è che sappiamo programmare, io non so programmare, ho imparato a fare un po' di programmazione da solo, diciamo, per essere un po', perché sono curioso, insomma, ecco. Però hai comunque la competenza di base per parlare con tutti e per capire che cosa può essere utile, diciamo, ai fini proprio del proprio lavoro, insomma. Bene. Senti, una domanda, l'ultima, perché vedo che tutto tace qua, ma nel frattempo poi magari do la parola
alla professoressa Annese anche. Sì. L'ultima domanda è un po' più personale. Ti sei mai trovato in difficoltà o comunque una difficoltà tale per cui dici forse non sono all'altezza di questo ruolo? Non mi riferisco proprio all'attuale tuo impiego, ma nel tuo percorso professionale. E come eventualmente hai superato questa fase? Perché penso che sia una cosa che può succedere a tantissimi laureati o neolaureati, no? Sì, sì, in alcuni casi sì, nel senso che magari non sapevo esattamente come confrontarmi o comunque come iniziare magari lo studio, come approcciarmi magari al problema. Però devo essere sincero, la soluzione poi è arrivata, nel senso che vuoi o no, cioè io ho sempre trovato persone con cui mi sono confrontato in maniera anche umile, nel senso che molto chiaramente molte volte io ho trovato che la soluzione migliore per confrontarsi con le persone è quella di comunque mantenere un profilo basso e comunque umile nelle cose, Chiedere, no? Tante volte chiedere. eventualmente di dire non lo so, no? Però ho sempre trovato qualcuno che mi ha dato una mano, insomma, sicuramente un grosso aiuto quando lavoravo nel mondo proprio food, diciamo, nelle aziende precedenti, me l'hanno dato i fornitori, quindi i fornitori sono un grosso aiuto, anche perché sono delle persone estremamente specializzate nel loro settore. Cioè non è solo il commerciale che viene a vendere il prodotto, ma molto spesso sono tecnici che hanno, diciamo, eh, tecnici commerciali con cui insomma c'è un certo rapporto, insomma anche poi. Quindi i fornitori sicuramente hanno dato una grossa mano. E dopo dico io, ormai nel web si trova di tutto, ci sono community, ci sono forum, quindi bisogna, secondo me, nel momento in cui ci sono delle difficoltà, andare proprio a ricercare e eventualmente anche a scrivere. Per il mio lavoro non mi è capitato, insomma, non spessissimo, ma mi è capitato di scrivere. Docenti, ho visto dei lavori, dei paper interessanti, però non facilmente riproducibili, insomma, certe volte. Ho chiesto, ho scritto, non ho nessun problema, insomma, la risposta arriva sempre, insomma, a volte magari più tardi, a volte in modo più repentino, ma arriva sempre, insomma. Bene. Alessandro, approfitto, ti leggo una domanda che è arrivata da uno studente. Carlo chiede come è nata l'idea da tecnologo alimentare di passare dal settore food a cercare lavoro in un ambito che all'apparenza, come dicevamo prima, è differente rispetto alla formazione avuta. È stata solo un'opportunità colta o era anche un percorso che avevi già in mente? No, non ce l'avevo in mente sinceramente, è stata un'opportunità, nel senso che io personalmente ritengo che le opportunità debbano essere accolte, nel senso magari anche se non sono strettamente in linea col percorso di studi fatto, ma nonostante ciò vanno accolte perché può essere che ci sia, cioè ci si trovi anche bene, no? Molte volte non è detto che uno deve fare, non so, fa giurisprudenza, deve diventare, non so, un avvocato, no? Non per non. Certo. Io conosco tantissime persone che, non so, sono ingegneri e fanno qualsiasi altra cosa, addirittura uno fa addirittura il gelataio, un altro fa, cioè è ingegnere ma poi ha studiato architettura e adesso è un bravissimo architetto, per cui secondo me tutti abbiamo delle doti un po' nascoste, no? Cioè, questo è anche un modo, e soprattutto quando si è giovani è anche giusto esplorarla sta cosa, cioè lasciarsi un po' andare, cioè può andare bene come può andare male, cioè nella vita, soprattutto quando si fanno delle esperienze professionali di questo tipo, però secondo me bisogna partire con la giusta, diciamo, voglia di fare e puntare a fare le cose fatte bene, a portare l'obiettivo e cercare di darsi anche, non so, potrebbe dei nuovi obiettivi futuri, perché poi, cioè io pensavo di fare tutta la vita magari lavorare in industria alimentare, però ho trovato che in un'azienda come DeLonghi io mi trovo molto bene, perché devo essere molto sincero. Bene. Allora, adesso. No, Che scusa. lascia spazio, insomma, anche alla crescita delle persone, lascia spazio alla possibilità eventualmente anche di passare ad altri ambiti, insomma, accedendo a job post interni, oltre a tutta una serie di eh, ehm, comunque vantaggi, no, derivanti da grandi aziende, insomma. Ecco, non mi sembra che ci siano altre domande. Ragazzi, se volete intervenire. Io vorrei fare una domanda. Bene, Ivan, prego.
Volevo chiedere, nelle esperienze lavorative che hai avuto, anche quelle in precedenza, quando sei stato assunto nei primi giorni, sei partito, diciamo, da solo o ti hanno affiancato qualcuno di più esperto per guidarti un po', nei primi giorni di lavoro, diciamo? Sì, questa è una domanda molto interessante. Diciamo che nelle aziende piccole, in genere, dalla mia esperienza, diciamo, esiste molto un yourself, no? Quindi ci si deve un po' arrangiare, insomma, a capire, diciamo, dove si è, anche se, diciamo, il buon senso vorrebbe, insomma, che quando arriva un neoassunto, qualcuno entra in azienda, ci deve essere qualcuno che gli faccia un po' di, diciamo, da supporto per un po' anche strutturare magari l'attività e quant'altro. Nelle altre aziende più grandi, insomma, dove ho lavorato, sicuramente c'è un supporto iniziale, insomma, con un percorso anche di confronto interno. Peraltro c'è un programma attivo in azienda che viene chiamato proprio Induction, intesa proprio come diciamo, accesso, diciamo, interno, che prevede poi, peraltro, ora non più perché ci sono appunto chiaramente delle restrizioni a causa Covid, però oltre a una, diciamo, una visita alle fabbriche, insomma, all'azienda, per vedere proprio come vengono fatte le cose, diciamo, c'è un confronto con tutti i responsabili a tutti i livelli, cioè a prescindere dal fatto che ci sia un direttore tecnico o ci sia un CTO o altro, quindi c'è un confronto, diciamo, di una mezz'oretta proprio per far capire chi fa cosa, insomma, no? E questo è importante perché ovviamente altrimenti le persone sono un po' così disorientate, no? E soprattutto non è positivo per l'azienda, perché una persona che è disorientata è una persona che ci metterà molto tempo, no, a andare a pari e andare a regime. Oggigiorno nelle grandi aziende si danno più o meno 6 mesi per andare a regime. Per andare a regime in 6 mesi, quindi nel nuovo ruolo, bisogna avere qualcuno dietro che ti dà una mano e che ti supporta con materiale, con una formazione anche sul campo, proprio un training on the job, cioè questo è il termine esatto. E questo è fondamentale. Bene. Comunque anche in caso tu vada in un'azienda piccola, caro Ivan, se posso darti un suggerimento, non scoraggiarti e chiedi sempre, cioè chiedere con umiltà, diciamo, credo sia la miglior cosa, nel senso, anche perché qualcuno, cioè se sei stato assunto, sei stato assunto da qualcuno, per cui questa persona, insomma, dovrà dirti, almeno fissare degli obiettivi, perché questa è la cosa importante, insomma, perché fissare obiettivi ovviamente di conseguenza, insomma, anche tu hai sicuramente le capacità, insomma, per organizzarti e per trovare diciamo, la tua strada, insomma, all'interno dell'azienda, insomma. Poi, se possibile, volevo chiedere un'altra cosa. Dimmi pure. Te, come hai detto, ti sei, diciamo, un po' sbilanciato su un ambiente, diciamo, ingegneristico che è un po' diverso da quello di tecnologie alimentari. E volevo chiedere, per acquisire delle conoscenze che comunque magari il corso non ti dava perché sono più specifiche di un determinato settore, che fonti hai utilizzato? Cioè, in genere libri, parlato con specialisti, articoli scientifici, cose di questo genere? Sì, sicuramente paper che sono molto utili, poi in alcuni casi anche grazie al supporto aziendale, per esempio, e parlo, non so, la formazione in tema brevetti, comunque organizzate diverse sessioni con degli specialisti anche dell'EPO, che è l'European Patent Officer, diciamo, quindi ci sono tutta una serie di momenti in cui ci si può formare. La formazione, secondo me, la prima formazione deve partire da se stessi, cercando anche in rete, cioè oggigiorno c'è di tutto in rete e le informazioni sono tutte disponibili. La cosa più importante è saper cercarle e capire quali sono le informazioni utili, no? Faccio un esempio, i corsi che abbiamo seguito, che mi ricordo ho seguito dei corsi iniziali nel mondo dei brevetti, sono dei corsi che,
per carità seguiti con tutta una serie di basi, però sono ritrovabili nei siti ufficiali diciamo, e anche in genere nel web, insomma nel mondo Quindi se uno volesse diventare anche uno specialista, no, nel mondo brevettuale, anche se è un tecnologo alimentare, comunque ci riuscirebbe. Perché non stiamo parlando di cose che un tecnologo non riesce a capire, e comunque sono cose che si imparano, cioè oggi sai 100 parole, domani ne saprai 150 perché avrai imparato 50 parole specifiche, voglio dire termini specifici del mondo della letteratura dei patent piuttosto che della giurisprudenza, insomma. Per cui dico io, non c'è alcun problema, insomma. È un po' come le lingue, no? Cioè le lingue, non è che non serve sapere tutti i termini per girare il mondo, bisogna sapere, cioè il mio responsabile che diceva English but not English, no? Cioè tu devi sapere l'inglese, però in realtà la cosa importante è che tu ti devi far capire e portare a casa gli obiettivi, questa è la cosa importante. Per cui io ho imparato più inglese sul campo, che poi è la cosa più importante, che non è mai l'inglese che ti insegnano, che l'inglese, diciamo, all'università, piuttosto che alle scuole superiori o ai corsi che ho fatto extra, insomma, che sono sicuramente di aiuto, ma la cosa più importante è imparare sul campo e viverlo, capirlo, così, insomma. Bene, Alessandro. Va bene, grazie mille. Ecco, io mi sembra che non ci siano altre domande, quindi chiederei alla professoressa Monica Nese di concludere lei, anche perché siamo alla fine di questo percorso di seminari, e siccome è lei stata l'ideatrice, la forza, io l'ho supportata, l'ho aiutata, l'ho seguita molto volentieri, ma l'ideatrice è stata lei, ci terrei che facesse i saluti finali, le conclusioni, no? a questo ciclo che abbiamo fatto. Grazie Monica. Grazie Nadia, ma senza di te non avrei fatto assolutamente sì, io sono molto contenta di come è andata, nel senso che abbiamo davvero avuto l'opportunità di ascoltare molte testimonianze anche molto diverse tra di loro. Tutti i nostri ospiti hanno raccontato la loro esperienza e ciascuno ha dato come dire, delle indicazioni, dei suggerimenti che potranno essere molto utili per gli studenti, o almeno io me lo auguro, nel senso che cercando di mettermi nei loro panni, io penso che i messaggi importanti siano stati davvero tanti. Oggi è stato un bellissimo intervento quello di Alessandro, perché davvero ci ha fatto vedere un mondo un possibile sbocco nel mondo del lavoro a cui generalmente un tecnologo alimentare non pensa. E invece è un mondo che si sta aprendo anche ai tecnologi alimentari. Probabilmente quando hai iniziato tu, Alessandro, non era così. Io sono stato il primo, esatto, non solo tecnologo alimentare, ma anche, diciamo, dei micro team legati all'innovazione, insomma. Certo, però io so che ci sono altre aziende legate ad esempio al settore del food service, oltre che al settore dell'uso domestico di queste attrezzature, di questi piccoli impianti, che stanno valutando la possibilità di assumere dei tecnologi alimentari, e molte di queste l'hanno già fatto. Per cui sono contenta che tu abbia accettato il nostro invito per parlarci della tua esperienza in questo mondo un po' particolare, un po' insolito, no? per i tecnologi alimentari. E quindi davvero grazie, insomma, siamo molto contenti anche, diciamo, di come è andata, e specialmente anche di questo ultimo intervento. Abbiamo chiuso in bellezza, diciamo. E quindi io ringrazio nuovamente Alessandro, ringrazio tutti gli studenti che con pazienza ci hanno seguito e che hanno, spero, potuto trarre delle informazioni utili per il loro futuro lavoro, e anche per orientare forse
quelle che sono le fasi finali del loro studio, perché probabilmente tutte queste informazioni che avete ricevuto possono in qualche modo aiutarvi anche a indirizzarvi magari nell'approfondimento di certi temi piuttosto che di altri. E quindi saluto tutti, ringrazio tutti e alla prossima.